Dolcezza, per prima cosa, per preparare il migliaccio, scaldiamo il latte con l'acqua, il sale e il burro. Insaporiamo anche con la scorza grattugiata dell'arancia e portiamo a bollore a fiamma medio-alta. Una volta raggiunto il bollore, versiamo a pioggia il semolino mescolando con la frusta così da non formare i grumi e cuociamo a fuoco medio per 3-4 minuti. Quando il semolino sarà pronto ci aggiungiamo anche il cioccolato fondente, così che con il calore si sciolga. Nel frattempo in una ciotola vado a mescolare la ricotta vaccina con il cacao. Nella ciotola della planetaria invece andiamo a rompere le uova e ci uniamo lo zucchero. Le montiamo fino a che non diventeranno un po' più chiare e gonfie. Poi all'interno delle uova ci mettiamo la ricotta con il cioccolato e mescoliamo. Incorporo poi le uova al semolino mescolando con movimenti dal basso verso l'alto e vedrai che piano piano il composto si ammorbidirà. Trasferisco poi l'impasto ottenuto in una tortiera del diametro di 24 cm, rivestita di carta forno, distribuendo e livellando per bene la superficie, e cuocio nel forno preriscaldato a 180 gradi per circa 70 minuti. Io ho fatto la prova a stecchino per verificare che fosse cotto, ma calcola che il migliaccio ha la consistenza tipo di un budino, quindi è normale che resti morbido. Si conserva in frigorifero per alcuni giorni e il mio consiglio, se vorrai spolverizzarlo con dello zucchero a velo, è di farlo solamente nel momento in cui lo servirai, altrimenti la torta, essendo umida, renderà ad assorbirlo. Ah.